Basta aprire una porta come questa e si entra nel cuore pulsante. Considerate che sotto ci sono dei capolavori. Socio, sei pronto a spazzolare su questo canyon? Ho già tutti gli attrezzi in mano e andare su come facevano i salmoni affumicanti. Forza! Speriamo di trovare cose interessanti negli anfratti di questo ruscello, di queste cascate meravigliose. Seguiteci amici, che adesso andremo alla ricerca di tesori. Ciao socio! Amici follower, Ma soprattutto amiche, amiche! Oggi andiamo a fare un giretto dove socio? con la moto a Pria Park. E abbiamo portato con noi il metal detector, ma non quello grande, quello piccolino, perché oggi faremo un'esperienza unica. Andiamo a immergerci nell'acqua del ruscello. Esatto, andiamo a Ruscelli, non siamo mai andati, una cosa nuova, questo metal portatile piccolino, Metal Water. visto che ci seguono, anzi ringraziamo i nostri amici follower che ci seguono dall'Inghilterra, dall'America, dalla Germania abbiamo saputo, dalla Svizzera, cioè veramente siamo diventati internazionali e quindi thank you very much, thank you very much, thank you di seguirci of the year of the mondo. Meglio che guardo la strada se non mi incolla da qualche parte. Ci vediamo dopo, anzi ci sentiamo dopo. Socio, fai strada, Ok, andiamo. via. Destinazione Paradiso, Paradiso città. 25 minuti siamo arrivati. Siamo quasi arrivati. Guarda che gioventù, guarda che roba. Questi ci seguono, questi qua ci seguono, i nostri amici follower. Qui è dove hai forato la moto. Ma non ricordo questo spiacevole inconveniente. L'ho cancellato dalla mia memoria. Siamo arrivati. Je suis arrivé. Abbiamo parcheggiato le moto, adesso andiamo a bere un caffettino per rifucillarci un po' del viaggio. Tranquilli. Amici, non mi perdete, sono ancora qua. Già. Attento socio che c'è il muretto che non vai con la testa. Abbiamo iniziato, sta vibrando. Sì. E qui Allora qui se sentite, adesso andiamo a vedere che non sia, il chiodino. comunque ragazzi è molto freddo Guardate. Ecco qua. Abbiamo trovato Un fil di ferro. Mettiamo È una qua. ricerca continua. Continua a esserci un segnale. È un lungo scavo, vero? Sarà un lungo scavo. Oh. Fantastica! Cavolo, $1/4 ragazzi. Di che anno è? Scritto anche l'anno? L'anno è 1974, no? Bella però. Ecco qui la moneta è ripresa bene. Sì, questo è $1/4 americano, non credo sia in argento, non credo, ma se avete notizie, molto bello. Molto bello, è incastrato su questi anfratti. Tenete presente che qua l'acqua è bellissima, cristallina e quindi si è conservato anche bene. Però, socio, posso dirlo? Posso dirlo? Aspetta un attimo, sì, Colpaccio! Colpaccio! Per i colpaccione. nostri amici inglesi, stranieri, tedeschi, colpacciong! Si possono trovare anche in questi anfratti. Credo sia una molla, una vecchia molla. Potrebbe essere. Sì. E noi ripuliamo. Eh sì. Ripuliamo anche in montagna. Non riesco a scendere nel salire, Ha avuto un segnale? Suona. Però è difficile anche spostare i sassi, E dopo un bel po' di scavi, Abbiamo trovato un chiodo. ma vecchissimo, Adesso bisogna capire se è sotto qua. Il telefono si è immerso. Si è immerso? Intinto nell'acqua il telefono. Sì, vedi. Da proprio su sto punto qua. Sì, Adesso noi vedo che sta tiriamo su scavando. un po' di sassolini. Sta scavando. Infatti si sente proprio il rumore. Sai cosa? Andremo a trovare l'acqua se continuiamo a A scavare. scavare così. Lì sotto, lei che la sto lì spostando. Io sto spostando. Sì. Niente. Socio, Porca miseria, c'è socio. qualcosa, c'è Dove qualcosa. vado in terra? Sì, attento, attento. La madonna. Bello. Non si può dire. Metti il bip. C'è Metti il gente, bip. Aspetta, c'è aspetta. gente. Fanno male le dita. Guarda le dita. Sì, va. Fanno male. Fuori. Bello. Da bambino. Questo è Bello. orecchino? Un orecchino. Guarda che bello.
L'abbiamo messo anche qua, così per farvi capire. Lo apriamo, socio. Clip vecchiotto però, Sì, c'ha tutti i brillantini. Sì, però brillantinato, bello. Sì. La pietra si vede che è consumata dall'erosione del torrente. Ma bello, veramente. Molto bello. Aspetta, socio. Cosa? Cosa dici? Sì. Un orecchino? Ti sta bene, sì, sì. Anche sta bene? Lascio? Che faccio? Lascio? Lascia. Cosa Bello, devi dire? Cosa posso dire? Si leva più. Bello, ragazzi. Oh, altro colpaccio. Altro colpaccione. Bello. Questo... Se avete, giusto, se avete Sì. delle notizie, delle nozioni su questo qua, periodo epoca. del periodo, sembra una cosa vecchia. Sì, beh, Però dai. non c'è nessuna scritta, almeno che qua c'è. Ah no, sono 2 puntini, no? No, nessuna scritta, ragazzi. Esatto. Bello però. Colpaccione. Sai cosa? Che ci sono molti chiodi qua. Eccolo là, vedi? L'hai trovato? Questo qui è Un pezzo di cartuccia, una cartucciera. Ragazzi, un pezzo di una cartucciera. barattolo, pezzo Sì. di barattolo. Cosa ne ha trovato? And in this book, ok, book, I look this. This is amo. Amo da pesca. La pesca. The fish. Amo da fish. Non è che mi figura in acqua. Mia è un po' ricorrente, qua. Sì. Amici follower, in questa posizione qua mi pagherete anche un paio di lezioni da fisioterapista per la schiena. Sta risalendo i fiumi come le trotte. Mi sembri una trotta Sto con la risalendo. pinna in acqua. Attenzione. No. Socio. La vedi? Aspetta. Riesci a inquadrare? No, non è facile qua. Non è facile inquadrare. C'è l'ombra. Sì, C'è l'ombra più. esatto. E riemerge dal mare. Una monetina non è italiana. No. Non è italiana. Travel, Ein, Perché prendo l'altro Patrie. Prendi l'altro. Sì. Non dirò a nessuno che mentre cambiavo telecamera ti è caduta la monetina in acqua. Non pubblicare sta cosa, mi raccomando. Ok? Tanto vediamo cos'è questa monetina. Allora, questa monetina sembra francese. Molto bella come monetina. Etas Francais, sì. Una monetina francese. Ma questa è una roba recente, senz'altro. No, 1943. È della guerra, francesi, guerra. Sì, la zona è questa qua. Ragazzi, colpaccino anche questo, è colpaccino. Sì. Però io devo dire una cosa, l'abbiamo trovata subito, hai visto? Sì, sei stato a cercarla No. di nuovo. Chi? Quando? Che bugiardo! Non è vero. Adesso direi di fare una pausetta, Sì, visto sì, le sì. 2 orette e mezza di piedi a mollo che non mi sento più le gambe. Andiamo a mangiare. Guardate che bello. E adesso, dopo questa enorme fatica, ci spariamo giù 2 tostoni Ed è qui qua. con la musica, il venticello qui, leggera brezza non marina ma montana. E buon appetito! Buon appetito. Sono più libero. C'è qualcosa? La Merini sempre. La Mirino? Sì. Ho detto pesci scivola là. Vai pagato te. Dove vedi? Credo la Mirino comunque. Cerca. Chi cerca trova, Sì. È sempre lì. Tirato su. Aspetta, socio. La castrottola. Ho detto che c'era. L'hai trovato? Monetozza. Monetina del Regno d'Italia. 20 centesimi. Era un pezzetto sotto. C'era parecchio ghiaino, parecchie rocette sotto. Guarda che roba. 1919. La cavola. Ma qua qualcuno l'ha persa senz'altro, perché questa qua 19, Regno d'Italia. Un argentino non credo sia un argentino, perché no, 20 centesimi così no, credo Andiamo alla ricerca qua, sembra che ci sia qualcosa. Sì. Ho fatto un pezzettino un po' più su di prima. Però Sì. bello, bel posto, bei posti veramente. Da trovare Andiamo. qualcosina. Andiamo. Un po' caldino, socio. Sì. Ruscello qua, vedete, non solo per la serie non solo monete, ma troviamo un casino di sti cosi qua, è che non ve li facciamo vedere tutti perché sennò Diventa faremo monotono. un video solo di sti ferri qua.
Comunque era un pezzo di fil di ferro. Sì. Aspetta, ecco cosa segnava. Sì. Un bel pezzo. Di me. Sempre tu. Eh sì, queste qua sono proprio, ci sono le insenature. Sì. Sì, però un sugo Barillas vecchio. C'è scritto anche Panavacciuolo. Allora, prima non funzionava più la schedina, per cui l'abbiamo un attimo cambiata. scheggia di bomba. Quella che abbiamo trovato prima. Esatto. Adesso qua suona sotto, ma Sì, ma si deve tuffare lì dentro? devo immergermi nelle Si deve profondità immergere per i suoi amici follower. dell'oceano. Mi scuso per l'inquadratura che adesso farò, è per persone altamente emotivamente Non sensibili. non sensibili. È pronto? Ah! Vai! Ce la può fare, l'acqua è leggermente fredda. È leggermente fredda, ma ha trovato qualcosa. Sta scavando con le sue piccole manine da T-Rex. Notate cosa fa quest'uomo per voi. L'ha trovato. Lo ha trovato. Si è lavato per voi per vedere cosa? Non si dice queste parole. Pardon! Una scheggia di una bomba che si è anche rotta anche. Sicuro che sia questo? Vedo però che non è quello perché ha detto no con il dito. Sta ancora cercando. Cosa tirerà fuori da questo buco? Il Titanic usa il point come una paletta. Per le persone sensibili prego di evitare di guardare questo video. Grazie. Sta facendo un cenno che ha trovato qualcosa. Sono dei fili di ferro Della prima guerra mondiale, filo questo. spinato. Filo spinato. Sei contento adesso? Aspetta, devo cercare. Ok. Cosa c'è lì? Ah, ecco qua. Dei piombini. Credo, aspettate un attimo, Sì, credo siano, esatto, come hai detto tu, dei piombi per pescare. sì, esatto. Non siamo uomini se non ci facciamo il bagno. Andiamo? Vai! Ah! Amici, il bagno l'abbiamo fatto, è freddissima, adesso andiamo su ad asciugarci perché la roba è grande. Abbiamo un attimo perso. Abbiamo finito anche oggi la nostra avventura. Stiamo recando verso le nostre moto. Grazie di seguirci. Mi raccomando, Iscrivetevi al nostro canale e mettete mi piace se vi piace il video, commentate che vi rispondiamo, abbiamo risposto a tutti sempre, sì. e guardate i nostri video che sono divertentissimi. Cosa ci resta da dire? Che ci vediamo Domenica alle 13:30 su Italia 7. YouTube.